Il forte di Monte Lonza, sul massiccio del Bernardia, è stato costruito negli anni dal 1908 al 1913. Era uno dei forti che facevano parte del sistema difensivo del Medio Tagliamento, concepito per difendersi da possibili invasioni provenienti dalle valli del Torre, ma anche per proteggere i ponti sul tagliamento. L'armamento principale era costituito da 4 cannoni calibro 149 mm montati su piattaforme girevoli e protetti da cupole corazzate. Per sostenere l'azione di fuoco del forte fu realizzato a circa 500 metri in linea d'aria sul monte Pocivalo un appostamento costituito da 4 cannoni da 75 mm. Oggi rimane visibile solo la struttura in cemento utilizzata come deposito di munizioni. Allo scoppio del primo conflitto mondiale, il forte risultava troppo arretrato rispetto alla linea del fronte. Per ordine del Comando Supremo, quindi, i 4 cannoni girevoli vennero smontati e utilizzati per rinforzare il fronte isontino. Il forte, quindi, non poté essere di nessun aiuto per frenare lo sfondamento delle linee dell'Alto Isonzo. Dopo la battaglia di Caporetto, il 29 ottobre 1917, gli austro-ungarici arrivarono sul Bernardia e occuparono il forte. L'opera era una delle più moderne fortificazioni costruite dal Regio Esercito nei primi anni del Novecento. Oltre al piano alto, riservata ai cannoni, nel piano basso erano predisposte le postazioni per la fucileria a protezione del fossato e i locali di deposito degli esplosivi. Il piano intermedio ospitava gli alloggi della truppa, i bagni e i montacarichi per le munizioni. Il vasto piazzale, costituito da una pavimentazione in cemento grezzo, unisce il forte al colle del monumento Faro Iulia. Esso venne progettato dall'architetto Gianni Avon e costruito dalla sezione alpini in congedo di Tarcento a ricordo dei soldati della divisione Iulia. È alto 20 metri e venne inaugurato il 24 settembre 1958. Nelle aree retrostanti il Faro Iulia erano stati edificati depositi e caserme i cui resti sono ancora in parte visibili. A poca distanza, in concomitanza alla costruzione del forte, è stata edificata la chiesetta della Madonna della Pace, che oggi offre un'occasione di riflessione sulla follia della guerra e sulla bellezza della natura e della vita quando inseriti in un contesto di giustizia e di pace.
La preghiera è prima delle parole. La preghiera viene prima di te. Nasce con il bambino che nasce, grida con il bambino che grida. Pregare non è dire preghiere. Pregare non è dire parole. È desiderio di una sorgente che riempie le profondità della vita. Nella Bibbia c'è un'unità di anima e corpo che noi non conosciamo. Noi abbiamo separato e opposto corpo e anima, carne e spirito, ma l'uomo biblico conosce solo uno spirito carne, conosce solo un'anima carne, non due parole, ma un'unica parola. Di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. La Santa Messa per i defunti Arnaldo e ad Algeria. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proten maniam gloriam tuam, Domine Deus, Rec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, con Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Rendiamo grazia a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra di voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa, e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazia a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce per quelli che abitavano in regione e ombra di morte. Una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e dite: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano siano lodati. Questa domenica, lettura di domenica, è proprio dedicata alla parola di Dio. Due frasi chiavi nel Vangelo del messaggio Gesù ci vengono riportate nel Vangelo di oggi che abbiamo appena ascoltato. Convertitevi, dice Gesù, perché il regno dei cieli è vicino. In realtà, fratelli e sorelle, questo riassume tutto ciò che è essenziale. Il pentimento significa un cambiamento di cuore, cioè non devono cambiare solo le azioni esteriori, ma anche l'atteggiamento del cuore. Dio dà la grazia di farlo e l'essere umano collabora in libertà. Naturalmente può anche rifiutare la necessaria conversione convincendosi che tutti gli altri hanno bisogno di conversione, ma lui no. Alcuni pensano anche che non esista alcun peccato e alcuno stile di vita sbagliato da cui allontanarsi. Dopotutto, ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita. Ci accorgiamo che questo è sbagliato e rappresenta un abuso della libertà quando altre persone devono subire le conseguenze di tali decisioni individuali e progetti autonomi. Ad esempio, quando un bambino non ancora nato viene ucciso nel grembo materno con l'aborto, perché altri hanno deciso che non gli si deve più permettere di vivere. Il senso della nostra libertà, fratelli e sorelle, può essere quello di usarla a spese degli altri. Solo l'egoismo può giustificare tutto ciò. Ma è proprio di questo atteggiamento da cui Gesù vuole liberarci, da cui il suo invito deciso ed al tempo stesso gentile al pentimento. Vuole dire cambiare atteggiamento, allontanatevi dal male e rivolgetevi al bene. Oppure, in riferimento alla confessione battesimale, rinuncia a Satana, alle sue opere
alle sue istituzioni e credi in Dio che ti ama e vuole darti la salvezza eterna. Ed è da qui che nasce la seconda frase centrale del messaggio di Gesù, perché il regno dei cieli è vicino. L'Evangelista Matteo, scrivendo in modo specifico per gli ebrei cristiani, in considerazione della riverenza per il nome di Dio, non parla di regno di Dio, ma di regno dei cieli. In sostanza, questo significa la stessa cosa. Il regno, il cielo, è considerato l'effettiva dimora di Dio, degli angeli e dei santi, anche se non possiamo determinarne l'ubicazione. Certo, Dio è presente ovunque, ma ci sono modi in cui la sua presenza è speciale. Quando Gesù dice che il regno dei cieli è vicino, significa che Dio si è avvicinato molto a noi esseri umani. Il Dio sublime e infinito, che alcuni immaginano così lontano da noi e che a volte può sembrare assente anche a noi credenti, è venuto a noi in Gesù Cristo, perché il nostro Signore Gesù è l'Immanuele, il Dio con noi. In altre parole, fratelli e sorelle, il paradiso che Gesù Cristo ci promette e ci annunzia inizia già con la sua venuta e inizia sulla terra, nei cuori di tutti coloro che si allontanano dal male e credono in Dio. Dio stesso entra nel cuore della persona che crede e viene battezzata. Il Dio Trino abita nei nostri cuori perché ci ama. E allora capiamo anche perché possiamo dire che il cielo è già arrivato in qualche misura su questa terra. Allora, fratelli e sorelle, noi possiamo trasmettere questo dono ai nostri fratelli che forse non credono ancora. La luce di Dio deve risplendere attraverso di noi, anche nelle nostre tenebre del peccato e della morte. Come credenti possiamo essere messaggeri di speranza e di gioia. Maria, la madre di nostro Signore Gesù Cristo, che anche la nostra madre spirituale ed avvocata, ci aiuti con la sua protezione e presenza. Così sia. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo perché essa si compia anche oggi, come avvenne all'inizio della predicazione del Vangelo. Diciamo insieme: si compie la tua parola, Signore. Si compie la tua parola, Signore. Per le Chiese, perché attuando il Vangelo di Cristo cerchino di superare le divergenze ancora esistenti e procedano verso la piena concordia, così che il mondo creda. Preghiamo. Si compie la tua parola, Signore. Per i cristiani, perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura, imparino a riconoscere nella storia e nella loro esperienza quotidiana il disegno provvidenziale del Padre. Preghiamo. Si compie la tua parola, Signore. Per gli evangelizzatori, i catechisti, i lettori, perché attraverso il loro ministero la parola di Dio sia seminata con larghezza, germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini e si diffonda ovunque. Preghiamo. Si compie la tua parola, Signore. Per quanti non possono essere raggiunti dall'annuncio del Vangelo o non sono disposti ad accoglierlo, perché lo Spirito apra i loro cuori all'incontro col Signore e li renda disponibili alla conversione. Preghiamo. Si compie la tua parola, Signore. Per noi, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta in abbondanza ogni domenica, ma accogliendola con fede le consentiamo di operare nella nostra vita. Preghiamo. Si compie la tua parola, Signore. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, fa che con la forza del tuo Spirito anche noi diventiamo il luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedo, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus, Benedictus, qui venit nomine Domini. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore e in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, specialmente Arnaldo e Adalgeria, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio, San Agnese e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza, nella gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e doni l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Canto della Comunione, pagina 264, 264. Ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu hai donato, per l'amore che nutri per me. Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo, alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo. Quando il cielo si stinge d'azzurro, io ti prego e tu vieni a me, non lasciarmi vagare nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà. Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo, alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo.
unisce a te il Padre, sia la forza che unisce anche noi, ed il mondo conosca che solo in un corpo che sia solo con te. Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo, alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti e con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile e di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Madre della Chiesa, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo Vi Spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio, pagina 376, 376. Mira il tuo popolo, o bella Signora, che è pien di giubilo, oggi ti onora, che è pien di giubilo, oggi ti onora. Anch'io festevole corona ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Il pietosissimo, o tuo dolce nome, porto il rifugio e al peccatore, porto il rifugio e al peccatore. Tesori grazie racchiude in sé, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me.
La preghiera è prima delle parole. La preghiera viene prima di te, nasce con il bambino che nasce, grida con il bambino che grida. Pregare non è dire preghiere, pregare non è dire parole, è desiderio di una sorgente che riempie le profondità della vita. Nella Bibbia c'è un'unità di anima e corpo che noi non conosciamo. Noi abbiamo separato e opposto corpo e anima, carne e spirito, ma l'uomo biblico conosce solo uno spirito carne, conosce solo un'anima carne, non due parole, ma un'unica parola. Un detto rabbinico riferisce che in principio Dio creò il punto di domanda e lo depose nel cuore dell'uomo. Nel Vangelo di Giovanni le prime parole pronunciate dal Gesù storico e le prime pronunciate dal Gesù risorto sono le stesse e sono espresse sotto forma di domanda. Ai discepoli del Battista che lo seguono lungo il Giordano domanda: che cosa cercate? Alla Maddalena nel giardino al mattino di Pasqua chiede: Donna, chi cerchi? Qui è posta la definizione dell'uomo. L'uomo è un essere di domanda e di ricerca. Una ricerca che alle volte è un'inquietudine fino al pianto. Donna, perché piangi? Un'inquietudine che emerge dal più profondo di noi stessi, perché vogliamo vivere una esistenza nella consistenza, una navigazione nella prospettiva di un approdo. Allora ecco, che cosa cerco? Cerco la mia radice su cui innestare la vita, da cui ricevere linfa e solidità, da cui ricevere energia verso l'alto e fortezza. Cerco una vita che scorra verso l'alto. Cerco la roccia salda su cui fondare la casa. Cerco la vita. Gesù fa capire che a noi manca qualcosa. Ogni ricerca nasce da un'assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato. Allora la domanda diventa: che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero o vuoto? Quale assenza mi abita? Di che cosa ha fame e sete la mia vita? Siamo incamminati dietro l'appello della nostra povertà, fidandoci di un Dio che è ricchezza in cerca della nostra povertà. E Gesù è il maestro del desiderio che viene a insegnare desideri più alti delle cose, viene a evangelizzare il nostro desiderio. Nella sua domanda è nascosta una beatitudine: beati voi che siete insoddisfatti, che avete fame e sete, perché diventerete ricercatori di perle, ricercatori di tesori. Che cosa cercate? È la sola domanda che guarisce davvero. E significa: qual è il tuo nome? Tu, come ti chiami? E diventa non cosa devo fare, come devo essere, ma chi sono io? Che cosa vive in me? Che cosa succede nella mia anima?
Con questa domanda Gesù mi concede perfino il diritto di essere debole, di non essere un forte, di non avere tutto chiaro. Io ho il diritto di essere debole, altrimenti non avrei neppure il diritto di desiderare, né quello di cercare e neppure quello di pregare, di chiedere aiuto, di alzare le mani nell'atto di chi cerca di afferrarsi alla roccia sicura quando l'acqua lo travolge. I beni materiali non sono semplicemente la risposta al bisogno del corpo. Io non cerco solo le cose, ma la mano che le offre. Non voglio tanto la mano quanto il cuore che la muove. Oltre le cose, Dio, fonte della vita. Nel pane c'è più del pane, c'è linguaggio, simbolo, storia. C'è lo spirituale oltre che il materiale. C'è l'impronta di innumerevoli mani sul pane. Le mani che l'hanno seminato, raccolto, macinato, impastato, messo al fuoco, distribuito. C'è un universo di comunione nella materia. Qualsiasi cosa io sfiori mi immette in un universo in comunione. E quando dal desiderio del pane si passa al desiderio dell'altra persona, al desiderio di essere amato, al desiderio di amici che non tradiscono, della famiglia, della sposa, dei figli, è ancora lo stesso desiderio di comunione che passa dal nutrimento all'incontro con l'altro, anche all'incontro dei corpi, perché l'uomo vive di pane e di incontri. Ed è sempre un unico umano e spirituale desiderio, anima e corpo, per cui l'umanità desidera se stessa come una società in armonia e in pace. Facile.it, facile.it, facile.it. Vendi